Bene, buongiorno a tutti, sono Andrea Vigliotti di Mestre Mia e benvenuti a questo nostro ultimo incontro del ciclo Industria della Porta Accanto, conosciamo Porto Marghera. Nei nostri incontri precedenti abbiamo trattato un po' del settore chimico e del settore energetico. Oggi cercheremo di affrontare il resto della realtà industriale di Porto Marghera e abbiamo invitato a seguire questo percorso due ospiti di rilievo, la dottoressa Elena Bonafè, dirigente responsabile del settore ambiente e sicurezza di Confindustria Veneto Rovigo, e l'assessore Massimiliano De Martin, assessore all'urbanistica e ambiente del comune di Venezia. Bene, entriamo subito nel vivo. Assessore, questa realtà industriale Porto Marghera è comunque di rilievo, mi pare, no? Buon pomeriggio a tutti. Porto Marghera è un'area tutt'oggi che è fortemente interessante non solo per il nostro territorio ma per il nostro sistema economico industriale italiano. Vorrei rafforzare questo pensiero sul sistema economico industriale italiano, perché bisogna riconoscere e ricordarsi un attimino anche le origini di questa zona industriale. Non nasce certo per capacità in quel periodo solo di un intuito delle amministrazioni locali, stiamo parlando prima del 1917, quindi in pieno conflitto della Prima Guerra Mondiale, ma è stata una volontà forte del governo nazionale che aveva bisogno di promuovere e rilanciare un'area industriale. Un'area industriale che all'epoca non aveva questi confini, ma l'interesse era proprio quello di farlo diventare una grande area industriale italiana. Chiesero allora subito l'aiuto alle amministrazioni locali per adoperarsi per cercare di pianificare e creare le prime basi per l'insediamento industriale. Ora siamo 103 anni dopo dell'avvio del primo sito industriale nel 1917 e penso che gli interessi di questa amministrazione siano così elevati, però devono trovare anche supporto e coerenza anche con una forza di sviluppo economico industriale, soprattutto a livello governativo dei nostri governi centrali a Roma. Questo è importante perché sicuramente su 2200 ettari, questa è la dimensione dell'area industriale di Porto Marghera, la più grande area industriale ad oggi italiana, una delle più grandi a livello europeo. Certo non si sviluppa solo con una pianificazione urbanistica in capo al Consiglio Comunale, quindi alle singole amministrazioni, ma deve trovare coerenza sicuramente con degli indirizzi e delle volontà di politica nazionale. Ne parleremo forse più tardi anche di altre iniziative proprio per il rilancio, la promozione, ma soprattutto per il recupero e la rigenerazione di questa area. Non ha bisogno solo di investimenti e di politiche locali, ma addirittura nazionali con relazioni internazionali. Quindi fa capire che non è un'area produttiva artigianale di alcuni comuni, ma proprio un'area industriale di prima grandezza. In questo momento trovano sede 915 aziende con circa 11.800 lavoratori, e quindi fa capire che più dell'80% di questa area industriale, seppur in momento di crisi, è fortemente occupata e attiva. 11.800 lavoratori sono un bel numero, perché poi a questi si deve aggiungere tutto l'indotto, e su questo indotto per noi è una cosa molto importante. Negli ultimi anni si è sviluppato proprio un discorso di revamping di tutta l'area industriale, perché le infrastrutture devono essere ammodernate e ricostruite prima ancora del consolidamento delle imprese. Le infrastrutture nelle industrie sono fondamentali proprio dal punto di vista logistico, sia per l'import che per l'export, ma soprattutto anche per la distribuzione poi eventualmente dei prodotti finiti. E mi dispiace di non poter proiettare, ma avrei delle slide abbastanza interessanti per dimostrare poi anche la complessità di questa area, perché tra le 915 aziende che sono presenti ne abbiamo alcune di estrazione minerale, attività di servizi, terziario avanzato, trasporti e servizi alla logistica, commercio, costruzione, energia, acqua e rifiuti e il manifatturiero. E su questo poi c'è la suddivisione, un dato così molto monitorato non solo da noi ma anche da Confindustria, per sapere la potenzialità di queste aziende all'interno di questo comparto, che ricordo il più grande a livello del polo industriale italiano, ma anche tra i più grandi di quelli in Europa, dove trovano posto di lavoro questi 11.800 lavoratori.
E devo dire che le infrastrutture che sono presenti a Porto Marghera sono consistenti. Se si pensa che all'interno di questi 2200 ettari ci sono 30 km di banchine per le navi, 127 km di rete ferroviaria, 108 km di rete stradale, 19 km di canali navigabili, per un totale appunto di 2200 ettari. Cosa può fare l'amministrazione? Noi in questi anni abbiamo lavorato moltissimo per riportare e riconfermare molte aziende all'interno di questo perimetro industriale e dico solo quello fatto negli ultimi anni perché è un percorso fatto da questa amministrazione e quindi mi sento onorato, proprio una politica e una volontà del sindaco Brugnaro di confermare le imprese, perché confermando le imprese si confermano i lavoratori, ma confermare i lavoratori vuol dire anche confermare la presenza sul posto più vicino dal posto di lavoro a casa dei nostri residenti. Occupazione uguale stabilità del numero dei nostri cittadini e dei nostri residenti. E così abbiamo deliberato e ringraziamo le aziende che adesso ricordo in modo molto veloce, ma non sono nemmeno tutte: la Cereal Docks, la Siderurgica Gabrielli, Transped, Venis, l'autorità portuale, Versali, Sindia, Veritas, Ca' Foscari, la Pilkington, Eni, Edison e non per ultima di importanza, solo alcune settimane fa è stata fatta l'inaugurazione di questo nuovo lab, che è un centro di innovazione e supporto delle aziende del territorio voluto da Ca' Foscari e UAV, dove viene confermato all'interno del Vega un corso di alta formazione proprio per la formazione di questi futuri 45 ricercatori e 4 manager a supporto delle attività digitali delle aziende che sono presenti in Porto Marghera. Quindi molte cose, tante cose, quindi la conferma che seppur in un momento di crisi economica pre-Covid questa città ha saputo essere nuovamente attrattiva, ma soprattutto credibile, per confermare poi gli investimenti di solo delle alcune di queste aziende che sono ospiti all'interno del perimetro dell'area industriale. Bene, grazie. Dottoressa, qualche zoomata più in profondità su quali sono qualche leader di questo ambito? Allora, per allacciarmi a quello che l'assessore De Martin ha già detto, e non c'è assolutamente dubbio che Porto Marghera rappresenta una realtà, direi forse unica in Italia, un po' per tutti gli aspetti, gli asset che ha, non ultime le infrastrutture, abbiamo detto, portuali, ferroviarie, è vicina all'aeroporto, ma sono insediate delle realtà veramente di eccellenza, veramente importanti. Non c'è solo il polo chimico, quindi Versalis, Eni Rewind, Arkema, Fluorsid, Sapio, queste aziende del polo chimico che di cui avete già parlato nelle edizioni precedenti. Ci sono poi aziende, non dobbiamo dimenticare aziende come Fincantieri per esempio, che realizzano navi dando lavoro in maniera diretta e indiretta a più di 4.000 addetti. Quindi quando noi parliamo di Porto Marghera parliamo di una realtà che non è solo la chimica, che è anche una chimica di grande valore, di grande eccellenza, perché è chimica verde, chimica oggi all'avanguardia anche per la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e la ricerca e lo sviluppo di nuovi sistemi anche di processo, perché chimica verde è sia chimica di prodotto che chimica di processo, ma abbiamo anche appunto delle realtà non chimiche ma di produzione manifatturiera importanti. Allora, a Porto Marghera sono insediate, ripeto, oltre alla Fincantieri che come ho detto già copre un numero di addetti importante, perché oltre ai suoi diretti dà lavoro ad un indotto importante e che si vede, diciamo. Che è molto visibile, soprattutto ultimamente con i grandi investimenti che sta facendo per lo sviluppo del suo stabilimento. Abbiamo in realtà 122 in totale aziende manifatturiere insediate a Porto Marghera. E 196 aziende di trasporti e servizi legati alla logistica. Quindi stiamo parlando di
una realtà complessa, una realtà comunque molto ricca e attiva anche oggi, quindi non è vero che Porto Marghera, diciamo, è in declino. Porto Marghera è diversa da quella che era negli anni 70-80, ma è molto attiva. Se dovessi dire altre aziende, oltre al polo chimico, importanti o comunque di rilievo, non che le altre non siano importanti, ma magari sono come dimensioni più ridotte, dovrei assolutamente ricordare la Slim Fusina, che è diciamo un'azienda che fonde metalli, poi la Pilkington che produce vetropiano, che ha fatto grossissimi investimenti anche recentemente, e poi ci sono tutti i depositi costieri di carburante, e oggi abbiamo il grande progetto di Venezia LNG che quando partirà ci darà il primato un po' in Italia per il deposito di metano liquefatto, che è veramente all'avanguardia come carburante, diciamo, del futuro, carburante fossile ancora del futuro, però è fossile, ma comunque ci vuole ancora quello fino a che non riusciamo ad avere una transizione completa verso altre tipologie di produzione di energia. Quindi direi una realtà complessa, una realtà viva, e non dobbiamo dimenticare che a Porto Marghera c'è anche un ecodistretto molto importante e molto vivo e attivo, cioè c'è una concentrazione di imprese che gestiscono gli aspetti ambientali, quindi impianti di gestione rifiuti, impianti di recupero, che rappresentano un'infrastruttura sia per l'area di Porto Marghera nel suo complesso, perché non può esistere un'area industriale senza gli impianti di gestione rifiuti che gioco forza dall'industria derivano, e rappresenta un'infrastruttura un po' per tutto il Veneto, perché comunque quegli impianti di recupero e di gestione rifiuti consentono sia la gestione dei rifiuti urbani, quindi la raccolta e la gestione corretta di tutto quello che è il rifiuto urbano del bacino del nostro veneziano fondamentalmente, ma anche costituiscono l'infrastruttura per lo sviluppo delle imprese anche fuori dal bacino di Marghera. Per cui l'ecodistretto di Marghera, quello che un tempo si chiamava, è stato chiamato da una legge regionale l'area ecologicamente attrezzata di Marghera, rappresenta uno degli asset fondamentali per lo sviluppo anche di altre aziende manifatturiere. Senza quelle aziende non potrebbero esistere anche nuove aziende a nuovo sviluppo. Quindi un'integrazione anche assolutamente da questo punto sì. di vista. Sì, posso inserire sul discorso dell'importanza della chimica con l'ambiente in questo caso. Anche in questa occasione qui Porto Marghera può essere un ottimo laboratorio proprio per far capire che il rifiuto può ritornare ad essere fondamentalmente risorsa. Il rifiuto solitamente è sempre visto una cosa da prendere, trasformare, mettere in sicurezza e portarlo da altre parti. Invece probabilmente in questo momento, proprio per il momento in cui stiamo vivendo, quindi per le conoscenze e le ricerche che appunto la scienza ha accelerato in questi ultimi anni e l'ha messa a disposizione di tutti, probabilmente si arriva a bonificare in situ, cioè tutto ciò che è inquinante diventa risorsa sul posto dove viene bonificato e quindi si eliminano i trasporti, si eliminano percorsi e costi di trasferimento di questo materiale da portare da altre parti e quindi il terreno inquinato può essere così trasformato in ogni suo componente, compreso tutte le parti dei metalli, dei liquidi, della parte inquinante, che invece può ritornare ad essere a sua volta energia, può tornare a sua volta una cosa importante per la città. È vero che attorno al discorso della produzione di energia diventa sempre più interessante investire, perché questo famoso discorso di economia circolare, dove da 1600 anni la città si è dimostrata virtuosa ancora quando non esisteva questo concetto. Pensiamo all'agricoltura delle isole, che non coincideva con le isole dove invece si faceva la pesca, piuttosto che le isole dove c'era l'aspetto di tutela sanitaria, e quindi l'economia circolare è sempre stato un fondamento di questa città. Ora deve tornare ad esserlo come esempio, che quello che si inquina sul luogo può essere trasformato in luogo e i cittadini e il territorio ne beneficiano. Così il sindaco Brugnaro ha voluto investire molto per il recupero
dell'olio da cucina, quello di frittura, che con un accordo con Eni, ACTV e Veritas, assieme all'amministrazione stessa, hanno portato a trasformarlo in carburante per i vaporetti, così il primo impianto di LNG, il gas liquido, così per l'idrogeno. Quindi questa città si presenta anche come modello per proporre nuove energie che sicuramente devono tutelare l'ambiente e devono tutelare la sicurezza anche dei suoi cittadini. Quindi secondo me è un'occasione virtuosa. La ricerca e l'innovazione anche con le due università devono essere un punto di forza per accelerare con le loro relazioni anche la trasformazione della ricerca stessa delle tecniche di trasformazione, ma soprattutto diventa un'occasione per formare dei ricercatori e dei manager d'alto profilo. Questa ricchezza di attività sono ancora per una larga parte legate al porto, quindi c'è un nesso di sostegno e quindi di problematicità, visto l'assessore fuori campo prima ricordava che abbiamo questo grosso problema, diciamo. Certamente il porto non è soltanto il fulcro di tutti i trasporti marittimi da in e out da Venezia, ma è una fucina di attività senza le quali altre attività non potrebbero esistere. Non parliamo soltanto dei depositi costieri, dove ovviamente l'arrivo dei carburanti via nave è fondamentale per poi andare a rifornire tutto l'entroterra, ma tutte le attività portuali che sono collegate alla produzione, penso alla Charing Docks, penso alla Grandi Molini, penso poi a tutto ciò che arriva via nave e parte via nave, perché non dimentichiamoci che tutto l'entroterra, anche fuori Marghera, fa riferimento al porto di Venezia e quindi a Porto Marghera per l'export dei propri prodotti. Quindi direi che sì, Porto Marghera ha uno dei fulcri sicuramente nell'attività portuale. Come ho detto, ci sono 196 imprese di logistica e trasporti insediate a Porto Marghera, però il porto rappresenta un asset che consente lo sviluppo poi anche di tutta la zona circostante, e senza questo sicuramente saremmo in grandi difficoltà dal punto di vista commerciale. Quindi è importantissimo sviluppare il porto, mantenere il porto commerciale attivo, e quindi la butto lì, è l'argomento di grande attualità: dare la possibilità alle navi di entrare, scavare i canali e quindi aumentare quella che è la capacità di pescaggio oggi del porto di Venezia, se non vogliamo appunto perdere dei traffici importanti che se non arrivano a Venezia da qualche altra parte devono arrivare, e quindi con maggiori costi per l'ambiente, perché poi ci sarebbero tutti i trasporti via terra. E non dimentichiamoci che il porto di Venezia, rispetto agli altri porti, per esempio Trieste, per esempio Genova, ha il grande vantaggio di essere un porto in pianura, per cui cariche eccezionali, trasporti di grandi dimensioni possono arrivare solo a Marghera, arrivando attraverso via mare, oppure possono partire da Marghera arrivando via mare e arrivando prima via terra per le nostre autostrade e per le nostre ferrovie. Non possono passare sugli Appennini piuttosto che le Alpi Carniche che stanno dietro Trieste, quindi abbiamo dal punto di vista logistico un grande vantaggio, ma se non abbiamo la capacità dei canali con le navi di arrivare, perdiamo dei traffici importantissimi, ed è un vero peccato. L'amministrazione non è coinvolta in prima persona, ma credo che su questo tasto abbia degli impegni importanti, no? Guardi, la cosa strana è che adesso alcuni, non tutti per dire il vero, alcuni dicono no porto. Intanto bisogna capire quale porto, perché giustamente è stato detto quello di Porto Marghera, ma la città di Venezia ha due porti, quello marittimo e quello commerciale, non ha un porto, e divide la crocieristica da quello delle attività industriali import-export. Però
il legame che ha la città con il porto. Il primo porto a Venezia nasce sotto il ponte di Rialto. Cioè la Venezia si sviluppa a Rialto perché c'era il porto, c'era quell'attività che manteneva le relazioni. Si sposta poi l'Arsenale per andare alle Zatere, per andare a San Basilio. La proposta era di andare addirittura alla Giudecca per andare nel 1900 con l'apertura della zona industriale, proprio trasferirsi tutta la parte della parte mercantile, si trasferisce lì sulle banchine. Il problema, vorrei chiarirlo il passaggio perché sembra quasi un sinonimo, scavare, no, manutentare i canali. Allora è un termine che bisogna fare chiarezza quando ci si incontra pubblicamente o si divulga questo pensiero, altrimenti si dà adito a incomprensioni. Scavare vuol dire scavare da zero, manutentare vuol dire ripristinare il fondale esistente. Quel fondale esistente che si è ridotto nel tempo per mancanza di manutenzione proprio delle linee di navigazione e aumentato in metri, non in centimetri, in metri l'impossibilità delle barche, delle navi di passare perché si è depositato del sedime. Quel sedime può essere tolto, va catalogato rispetto alle sue potenzialità inquinanti e può essere tranquillamente smaltito. Quindi non è vero che bisogna scavare, mi permetto solo di fare il passaggio. È corretto. Solo per dire che si toglie del sedimento per ripristinare il vero canale di navigazione. Così come bisogna essere precisi che non aumenterà la dimensione delle navi nel suo pescaggio, perché la quota di accesso in laguna è fissata dal dente delle paratie del Mose, quindi non potranno mai entrare navi più grandi di quelle di oggi, perché proprio il sistema Mose impedisce la possibilità di scavare di più per far entrare navi con un pescaggio molto, molto più alto. Ecco, diventa importante invece parlare del porto, perché è importante parlare, giustamente come ha detto la dottoressa prima, di tutti i trasporti della città. Questa è una città eccezionale, unica anche in questo caso, perché anche altre città, mi riferisco a Milano, mi riferisco a Roma, mi riferisco a Torino, non hanno i porti, hanno l'aeroporto, hanno le stazioni, hanno le autostrade, ma non hanno i porti. La città di Venezia ha questo più 2 porti. Quindi non c'è città in Italia che abbia un insieme di strutture trasportistiche di questa dimensione, dove tutte queste strutture trasportistiche si collocano tra il terzo e il settimo posto per la loro categoria di appartenenza nel ranking italiano. Cioè passano milioni e milioni di persone e tonnellate di merce. Non a caso il Ministero delle Infrastrutture all'interno di quest'area di Porto Marghera ha visto bene e ha fatto bene investire nel riordino e una nuova distribuzione del sistema viario interno, che chi non ci va da qualche anno, se va ora si perde perché non sa neanche più orientarsi, no? Per far capire anche la dimensione di queste strade, la dimensione di queste rotonde, la dimensione di questi spazi che rimangono lì pronti per essere e sono predisposti per diventare logistica, per diventare qualcosa di nuovo e di interessante. Ecco. Quindi il porto, anche il sindaco lo dice fin dalla sua prima campagna elettorale, e le navi non devono più passare per il bacino di San Marco. Su questo siamo tutti d'accordo. La cosa importante che deve arrivare al governo è che forse è l'unico punto dove tutte le forze politiche di questa città sono d'accordo. Qualcuno poi dice no in laguna, ma molte dicono no nel bacino San Marco, e questo è l'unico punto di incontro. Direi, se il governo che deve decidere, perché in competenza sua non riesce a scegliere, quando la città proprio è unanime su questa decisione, non so quale risposta invece si attenda per trovare una soluzione diversa. Allora, abbiamo sottolineato molte potenzialità, molte realtà importanti. Il futuro, c'è questa nuova zona logistica semplificata deliberata, l'associazione industriale e il suo presidente si è molto impegnata su questo. Qualche parola per spiegare un po' ai nostri ascoltatori di che cosa si tratta, che cosa si spera di ottenere? Allora, diciamo che dal gennaio 2019, quando il presidente Marinese ha lanciato il progetto della ZES, della zona economica speciale, a oggi si sono fatti grandi passi avanti, nel senso che noi abbiamo elaborato come Confindustria Venezia un piano industriale proprio per dare uno spaccato di come avrebbe potuto svilupparsi un'area come Porto Marghera con delle
delle situazioni di favore dal punto di vista economico che la mettessero sul mercato allo stesso livello degli altri grandi porti del mondo. Questo piano industriale, che è stato presentato appunto a gennaio 2019, che ha avuto subito l'adesione dei territori, della popolazione, un po' ha sollevato dibattito, è arrivato poi a fine 2019 con il riconoscimento di vantaggi, agevolazioni economiche alla zona logistica semplificata, che già Marghera era. Allora dobbiamo spiegare, cerco di spiegarlo in un linguaggio non troppo tecnico. Marghera era già a fine 2018 zona logistica semplificata in quanto porto, perché la zona logistica semplificata nasce e non può prescindere dall'esistenza di un porto anche di un certo tipo, di una rete transeuropea dei trasporti. Però essere zona logistica semplificata vuol dire poco se poi gli investimenti non vengono sostenuti e, come dicevo, se non viene messa nelle stesse condizioni di altri porti mondiali dove vengono riconosciute agevolazioni per nuovi investimenti, per sviluppo. E questo è stato capito, e a fine 2019 con la legge finanziaria, che poi è la finanziaria 2020, è stato concesso anche alle zone logistiche semplificate poste nel nord Italia la possibilità per le aziende che investono di avere un credito d'imposta variabile a seconda che si tratti di una grande azienda, di una media azienda o di una piccola e micro azienda, sulla base dell'entità degli investimenti. Per cui diciamo che oggi Porto Marghera può già essere zona logistica semplificata con queste agevolazioni economiche per le imprese che investono. Cosa manca? Manca, l'atto formale di riconoscimento di questa zona logistica semplificata, perché la norma, che è la stessa norma nazionale che ha istituito le zone economiche speciali al sud, prevede che sia la Regione Veneto a presentare un piano strategico di sviluppo per questa zona logistica semplificata. Il piano strategico quindi deve essere elaborato dalla Regione, presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio atto riconosce la zona logistica semplificata con tutte le agevolazioni che da fine 2019 sono previste per queste aree del nord Italia. Oggi la Regione Veneto ha già convocato un primo tavolo con tutte le parti sociali per dare avvio all'iter di redazione di questo piano strategico per la zona logistica semplificata, e abbiamo sentito l'assessore Marcato dirlo anche alla nostra assemblea, l'ha detto al presidente Marinese, nel giro di pochi mesi lui conta di presentare questo piano strategico alla Presidenza del Consiglio. Questo piano strategico dovrà contenere l'individuazione delle aree agevolabili, e questo quindi è molto facile, perché saranno tutte quelle aree che sono ammesse dalla Comunità Europea alla deroga degli aiuti di Stato, vuol dire che possono avere di fatto delle agevolazioni superiori ai 200.000 euro al triennio. E quindi le aree sono già belle che identificate, bisogna presentare però un piano di sviluppo, quindi identificando quali sono le attività che sono connesse col porto, perché c'è sempre il porto, e qui torna il fulcro del porto, c'è sempre il porto come centro fulcro di questa zona logistica, e quindi presentare quali saranno le attività da sviluppare, quali saranno poi gli indotti che di conseguenza saranno sviluppati, e poi quale sarà la governance di questa zona logistica semplificata, insieme a quali semplificazioni burocratiche, perché si chiama semplificata perché ci dovranno essere delle semplificazioni che faciliteranno l'insediamento di nuove attività o lo sviluppo di quelle esistenti in queste zone. Per cui
Porto Marghera, insieme ai 16 comuni del Polesine, che sono identificate nel Trattato europeo come ammissibili quindi a queste agevolazioni, avranno la possibilità di vedere nuovi investimenti. Il nostro piano industriale aveva stimato che sulla base degli ettari disponibili per nuovi investimenti, quindi lasciando perdere gli investimenti già esistenti, già in essere o comunque di imprese già insediate, con la zona logistica semplificata, cioè la ZES, perché alla fine si chiama in maniera diversa ma è come fosse zona economica speciale, si sarebbero contati circa 1,5 miliardi di investimenti su Porto Marghera diretti e 2,5 miliardi di investimenti indiretti dati dall'indotto. Quindi insomma cifre notevoli, insomma, che comunque, anche se non fossero al 100%, diciamo, vanno ad smuovono innestarsi parecchio. su una realtà abbiamo già visto vivace, perché come ha già detto anche l'assessore, ci sono attività che già stanno investendo, Eni, Pilkington, Venis, LNG, ma andrebbero quindi ulteriormente a sviluppare la vivacità dell'area, quindi questo sarà sicuramente un plus in più, dato anche da una zona, da un'area, quella di Porto Marghera, così infrastrutturata, così ben infrastrutturata in questo momento. Insomma. Un'amministrazione comunale come guarda queste prospettive, queste possibilità, che ruolo può avere, anche se abbiamo sentito che gli attori fondamentali sono di altri livelli istituzionali? No, confermo quello che è stato appena detto dalla dottoressa, quindi non lo ripeto. Penso che la cosa più difficile quando ci siamo insediati era quella di sconfiggere la rassegnazione di questa città. Tanto non è possibile. Quindi il livello di rassegnazione era così elevato, sia dal punto di vista imprenditoriale, commerciale, industriale, artigianale, professionale, ma soprattutto dei cittadini, che sembrava che qualsiasi cosa potesse partire, invece di fatto non partiva mai. E quindi il grosso lavoro che è stato fatto è proprio quello di ricreare un certo tipo di affetto, di sentiment nella città, cioè qui è possibile venire a investire, così qui è possibile rimanere a vivere nella città, nelle sue isole, nel centro storico e nella terraferma. E devo dire che questo è stato fatto un lavoro molto particolare, e dico questo con una cognizione di causa, perché il lavoro grasso che abbiamo fatto è stato il lancio nel giugno 2015 del piano degli interventi del sindaco, dove per la prima volta abbiamo assunto un modo nuovo, un approccio nuovo per cercare di vedere come urbanisticamente questa città poteva crescere. Cioè, solitamente l'amministrazione cosa che faceva prima? Pianificava con gli uffici, arrivava al compimento dell'adozione dei primi atti, poi il momento pubblico, adozione, il momento per le osservazioni dove tutti potevano dire la propria, le controdeduzioni e l'approvazione finale. Noi abbiamo capovolto invece il paradigma, viene prima chi vive il territorio, chiediamo a loro cosa vorrebbero, cosa potrebbero fare. E abbiamo raccolto 580 progetti in 6 mesi. Di cui 110 li abbiamo tenuti rilevanti, altri li abbiamo tenuti buoni come idee, altri li abbiamo tenuti utili come occasione per andare a riscrivere le regole degli strumenti urbanistici per facilitare o la parte di attività piuttosto che la parte della residenza, e su questo devo dire è stato fatto un lavoro anche preciso all'interno dell'area di Porto Marghera. Quei dati che vi ho dato nascono fondamentalmente, alcuni di quelli, proprio per la possibilità di aver fatto il piano degli interventi in quel modo. Abbiamo accelerato i tempi, perché la variabile fondamentale nell'economia è il tempo. Se io metto 25 anni per fare una variante urbanistica, siamo in un'altra era. Non è che ho risposto per soddisfare un bisogno, sono cambiati completamente tutti i paradigmi, e in questo momento la variabile importante da aggiungere a quello che è già stato detto dalla dottoressa invece è di decidere sempre a livello governativo con la regione, ma sempre comunque rispettando delle norme superiori a quelle locali, proprio sono delle procedure per accelerare le procedure di bonifica dei terreni. I terreni hanno già un costo elevatissimo di bonifica, e questa è una cosa che tutti devono capire, perché spesso e volentieri anche negli ultimi provvedimenti amministrativi sembra quasi che la bonifica sia solo una questione etica, o inquinato e pulisco, ma la giurisprudenza dice invece che molte volte non si trova nemmeno chi ha sporcato, e quindi io che arrivo per ultimo
oltre a costruire un capannone che potrà andare su una città o portare la mia attività produttiva in una città confinante, se lo voglio portare in città qui invece ho anche i costi di bonifica, e questo in un investimento bisogna tenerlo presente. Quindi sicuramente i tempi per l'esecuzione delle bonifiche e sicuramente un'agevolazione degli investimenti proprio per riqualificare ciò che è impossibile rigenerare se non ci fosse un intervento privato. Il pubblico non ha risorse per bonificare, non le ha, non ci sono queste possibilità. Però il vantaggio dell'area di Porto Marghera è ruota attorno ai dati che adesso vi do. È un'area che sui 2200 ettari il 90% ha già un piano di caratterizzazione. Cosa vuol dire? Che i suoli al 90% sono stati sondati con un sistema di carotaggio per vedere se il terreno è buono oppure se presenta degli inquinanti, quali inquinanti, in quali nelle varie categorie questi inquinanti si vanno a collocare. Il 36% delle aree non sono contaminati o hanno un progetto di bonifica certificato, cioè vuol dire vanno bene. Il 28% sono aree con progetto di bonifica approvato o decretato, quindi vuol dire si può iniziare la bonifica, mentre il 25% sono aree con progetto di bonifica in corso che non sono state bonificate, quindi abbiamo ancora un 25% di aree industriali dove effettivamente bisogna ancora intervenire in modo sostanzioso. Ricordo per ultimo, anche sempre l'impegno e la volontà del sindaco, che il patto per la città di Venezia, fatto con l'allora primo ministro Renzi nel dicembre del 2016, su quei 427 milioni di euro che sono stati stanziati dal governo di allora, c'era una buona parte che erano proprio indirizzati a ultimare i marginamenti dell'area di Porto Marghera e per gestire le parti in condotta. Quindi l'attenzione di questa amministrazione proprio su questo sito, di metterlo a certificato in sicurezza e quindi a garanzia dell'ambiente, ma soprattutto anche di cicli produttivi, e di trovare soprattutto le risorse per fare questi lavori, è sempre stato un'attenzione del sindaco. Sulle procedure di bonifica, nell'ottobre del 2018 era stata istituita una cabina di regia che ad oggi più volte la città ha chiesto di riattivarla, di riaccenderla, proprio per favorire la possibilità di fare un programma di intervento, ma soprattutto per allocare delle risorse. Quindi cos'è che vuole fare questa città se dovesse chiedere oggi qualcosa al governo? Riprendiamo questa cabina di regia che da ottobre 2018 è ferma e invece ha bisogno di essere riattivata il prima possibile. Se posso Certo, mi pare che questa è la parte aggiungere a quello che calda. dice l'assessore, una cosa importantissima che tutti dobbiamo capire è che non esiste bonifica se non c'è un insediamento industriale, non c'è bonifica. Oggi le aree che non sono bonificate, perché hanno magari un decreto di bonifica approvato ma non sono bonificate, è perché nessuno sa che cosa fare su quelle aree. Dal momento in cui noi diamo un impulso a nuovi investimenti, ecco che abbiamo delle aree che diventano presidiate con nuovi insediamenti produttivi che vanno quindi anche a rimediare la situazione ambientale negativa del passato, perché non c'è niente di peggio che un sito inquinato abbandonato. Quello è veramente il grande pericolo. Oltre ad essere inquinato e anche abbandonato. Mentre invece se noi incentiviamo nuovi investimenti, nuovo presidio del territorio, noi andiamo a risolvere anche i problemi ambientali che si sono creati. E aggiungo anche un'altra cosa, che Porto Marghera ha un'infrastruttura unica al mondo anche per quanto riguarda il trattamento delle acque di falda, perché non esiste in nessun'altra parte d'Italia un sistema di depurazione della falda nato per la bonifica della falda di Marghera come quello di Porto Marghera, che nasce appunto con l'idea, col progetto dei marginamenti. È chiaro che bisogna chiudere i marginamenti perché altrimenti il sistema non funziona, però nel momento in cui sarà completato sarà importante per tutta la zona, mantenendo in equilibrio la falda, quindi mantenendola in una situazione diciamo bassa, perché altrimenti ovviamente chiudendo i marginamenti si fa l'effetto vasca da bagno e quindi l'acqua sale se non c'è qualcuno che la depura e la scarica, ma in quel momento lì noi avremo una situazione di messa in sicurezza globale dell'area anche dal punto di vista della falda, quindi unica in tutta Italia, perché questo progetto è nato a Marghera ed è unico, c'è solo qui. No, mi pare molto importante anche questo. Ci sarebbero tanti altri argomenti, ma noi ci siamo sempre dati dei limiti di tempo. Vi propongo
entrambi un'ultima domanda che riprende un tema che noi come Mestre Mia abbiamo molto a cuore, su cui stiamo lavorando, che è il rapporto con l'università, in particolare con il campus scientifico di Via Torino. Vediamo tutti, oltre ad averlo letto sui giornali, che ci sono anche delle opere infrastrutturali importanti di collegamento fra l'area di Via Torino, ovviamente non solo il campus, ma sicuramente credo anche il campus e l'area del Vega. Approfitto di questo sia per magari qualche commento assessore su questa iniziativa e poi per una considerazione generale, appunto, qual è la spinta che anche il campus e l'università può dare a questo ricco programma di rilancio di Porto Marghera e quindi della città tutta, naturalmente. Guardi, la domanda è interessante perché non ci trova impreparati, perché proprio per chi attraversa quotidianamente quella parte della viabilità, sia lungo il Vega ma anche all'interno di Via Torino, ha visto che ci sono delle grandi trasformazioni in corso che sono quasi tutte opere pubbliche. Allora, la cosa importante è ricucire la città. E ricucire la città vuol dire che tutti devono sentirsi parte. Ecco il discorso di 50 milioni che RFI la scorsa settimana ha dichiarato di voler investire sulla stazione con la piastra, il restyling della stazione, cioè collego, rendo un qualcosa di sicuro, di nuovo, di attraente, una città moderna, una città con una nuova architettura, dove non ci deve essere cesoia e interruzioni di rapporti e di relazioni. E così il Mise, che ha messo quasi 16 milioni di euro per rifare tutta quella viabilità davanti al Vega e la fermata della stazione di Porto Marghera, perché la deve rendere più moderna, ma soprattutto più facilmente, deve facilitare la mobilità. Una mobilità che si presume sarà in aumento per certi versi, ma un aumento non di disordine, un aumento di ordine. Se penso adesso che da Venezia per andare in Via Torino potevo salire per quel cavalcavia, ma non potevo tornare o non potevo immettermi, quindi erano dei grossi limiti. Certo, era un intervento probabilmente provvisorio, andava bene in quel momento, oggi no. Il restyling della stazione stessa di Porto Marghera, cioè tutto quell'hub, quella parte della città deve diventare una cosa nuova, una city nuova. Non a caso UAV e Ca' Foscari nel lab, questo laboratorio che è stato presentato 2 settimane fa, utilizzeranno degli spazi dell'amministrazione comunale proprio nel Vega, perché la gente dovrà arrivare facilmente in quei posti, quindi usare la ferrovia. Ora l'aspetto dell'università qual è? Che anche l'università deve essere parte integrante della città. Ca' Foscari lì e UAV hanno dei laboratori e hanno delle sedi, chi frequenta quegli ambienti sono dei giovani, sono degli studenti, sono dei ricercatori, dei dottori, dei professori, e noi vorremmo con queste persone instaurare un rapporto per il futuro. E poi dico anche perché lo vogliamo consolidare, perché per noi diventano cittadini. E quindi creare una passeggiata che possa permettere da Ca' Foscari in Via Torino andare a Forte Marghera a un momento ricreativo, di spettacolo, piuttosto che prendere una bicicletta e arrivare in campo di atletica di San Giuliano, piuttosto che andare al parco di San Giuliano o fare un'attività nautica arrivando al polo. Per noi c'è una continuità nella interconnessione della città. Quindi questo deve favorire dal punto di vista qualitativo che l'università sarà capace di erogare una formazione ad alti profili, però la città deve dare degli standard qualitativi a supporto di chi viene in città, che possano trovare soddisfazione dalla ricreazione, attività ricreative, attività culturali, attività sportivi, attività di spettacolo, cioè ci deve essere una forte interconnessione. L'ha detto tante volte anche il sindaco, ci credo molto anch'io, ecco perché la proposta fatta da UAV a Ca' Foscari poco più di un mese fa circa, la possibilità, visto anche l'esperienza Covid, dove molte strutture ricettive terze, affittacamere piuttosto B&B, in questo momento non trovano locazione perché ancora i limiti dati dall'emergenza non lo permettono, di trovare delle forme di affitto di un anno dove queste persone possono trovare posto, questi studenti, a prezzi calmierati all'interno di queste strutture. È un grazie che noi diciamo a chi affitta le camere, che capendo il motivo però si mette a disposizione e lo fa creando più offerta qualitativa anche nei confronti di questi studenti che in centro città, piuttosto che in altri posti dove preferiscono, vogliono rimanere non solo per studiare ma anche per mangiare e dormire. Dico che è importante questo perché se noi coccoliamo queste persone fin dall'inizio dei loro studi,
un domani, se anche l'università cresce con l'economia, la ricerca, l'industria, l'artigianato e tutto quello che ne consegue, e diventa una città interessante ma anche di persone capaci e intelligenti, e perché questi non possono essere i nuovi cittadini di questa città? Quindi la città sicuramente di fronte a proposte di questo tipo dell'università sta sempre con le antenne ben sintonizzate. Dottoressa, lei un'ultima battuta su questo? Beh, sui rapporti tra industria, università e centri di ricerca direi che è fondamentale, cioè è fondamentale che questi rapporti ci siano, prima di tutto perché i centri di ricerca sono la base, sono i laboratori dove l'innovazione si fa, che poi l'innovazione diventa ingegnerizzazione e produzione, quindi industria. Quindi è fondamentale che ci siano i centri di ricerca, è fondamentale l'università ed è fondamentale che queste università si colleghino col mondo produttivo e capiscano quali sono le necessità del mondo produttivo per formare i nuovi lavoratori del futuro, che saranno probabilmente quelli che richiederà la zona logistica semplificata. Noi abbiamo anche sempre nel nostro piano industriale immaginato che dalla proiezione dai conti fatti che gli investimenti di, come ho detto, 1,5 miliardi diretto potevano portare addirittura 4.200 nuovi occupati a Marghera diretti e 7.600 nuovi occupati indiretti. Quindi questo vuol dire aver bisogno di un bacino di nuovi professionisti, di ragazzi formati che quindi l'università può darci. Insomma. Certo. Bene, il nostro tempo è giunto alla conclusione, ringrazio molto i nostri ospiti, ringrazio voi che ci avete seguiti, buona giornata. Grazie a voi, grazie. Grazie.